Il ciolito è un bello attaccante, sì, chi sta piglia buona porta, ciò fa o mazza tutto quanto. Prossimamente su TikTok, seguimi. Io con te, tu con me. Ciao, benvenuti e bentornati sul canale Superano, siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi ragazzi, tornato alla base per registrare un video richiestissimo. E a Giaveta non pensavo tutto questo accanimento sulle reaction ai migliori gol, alle migliori parate, comunque alle migliori giocate di un acquisto del Napoli o su un possibile acquisto. Ma chiagna ancora che ci fate il Deulofeu, che va già ricci, va giù, sarà per la prossima. Oggi andrò a reagire alle migliori giocate del Ciolito Simeone. Prima di cominciare però voglio lasciate un bel mi piace di supporto a questo video, iscrivetevi al canale che veramente siamo a pochissimi passi, pochissimi iscritti dai 10.000, tutto gratuito. Lasciate una bella iscrizione, attivate la campanellina e giro un bituca e lasciatemi un commento, fatemi sapere se vi piace Simeone, se non vi piace, se io tenete un po'. Perché? Perché sicuramente poi in questo video mi capiterà sicuramente di vedere quei gol che ci hanno fatto perdere lo scudetto in albergo, mettiamo 3.000 virgolette perché altrimenti qualche permaloso non può capire. Simeone arriva in prestito oneroso a 3 milioni e il diritto sui 12 milioni, che può diventare però a delle condizioni che comunque sono un po' difficili da come si legge in giro anche un obbligo. Questa è la formula che è stata scelta dal Napoli in accordo poi col Verona. Fondamentalmente l'accordo col giocatore già c'era da tempo, l'unica cosa da limare era appunto la formula con la quale prendere il Ciolito Simeone, che arriva a sostituire Andrea Petagna, almeno numericamente e per ruolo accessa essere. Io credo che prendere Simeone in attacco sia veramente un bel upgrade. Poi non so voi cosa ne pensate, se si tiene in considerazione che nelle ultime stagioni comunque Simeone ha fatto molto bene soprattutto dal punto di vista realizzativo. Considerando il fatto che dobbiamo giocare 3 competizioni, vabbè, Champions facciamo varie partite e poi ce ne usciamo, già so, è importante avere un ricambio così come Simeone in panchina, perché ok Osimhen il titolare, campionato eccetera, però credo che Simeone troverà molto spazio anche nel campionato stesso, quindi prenderà spesso parte a delle partite da titolare, almeno questo è quello che penso. Lui voleva fortemente il Napoli, cioè si era capito che oramai, ed è un'operazione, quella del Napoli, che mi è piaciuta particolarmente perché Petagna, tra l'altro c'ho la sua maglietta addosso, firmata dai calciatori quando sono stato a Di Maro quest'anno, ovviamente una maglia storica. Ritirate la 37, ma ci di scemo, ci vuole rispetto. Bomber, un bacio e in bocca al lupo al Monza. Dicevo, passare da Petagna, che con Mertens in squadra era il nostro terzo attaccante, a Simeone, che ad oggi è il secondo, mi sta bene. È un'operazione che mi è piaciuta. Io adesso, senza perdermi troppo in chiacchiere, visto che quello che vi piace particolarmente, andiamo a reagire alle sue migliori giocate. Guagliù, purtroppo sicuramente usciranno pure quei gol là contro Napoli, camma fa, li rivediamo. Io schifammo per un attimo. Andiamoci a gustare le migliori giocate del Ciolito Simeone, un argentino a Napoli. Il logo che qua già esulta, a quello esulta così, ma col bacio a me in tribuna. Allora ancora il Ciolito, belli gol comunque ha fatto, bei gol, che erano bello per, questo me lo ricordo, questo gol qua, bello, ruba palla. E poi, mamma mia, questo pure me lo ricordo, mamma mia, che gol, che bei gol. Come attaccante comunque, a parte quelli gol là, mi è sempre piaciuto, è una bella prima punta. Qui che cos'era? Cagliari, come fate questa giocata inutile proprio. Ancora il Ciolito Simeone, un gol importantissimo sull'assist di Lozano. Ancora qui il Ciolito Simeone in pallonetto. Adottami, il Ciolito di testa, bravo pure di testa, bravo di testa. Questo, ecco, vedi il secondo gol di testa, questo qua abbastanza semplice, c'ha il 99, mettere 90 perché 90 fa paura. Bella progressione qui, una giocata piuttosto utile, mi ha fatto vedere questa clip. Guarda qui, che cazzo mi hai fatto vedere? Una clip inutile, a boia. Oh, te ne vizzero pallonetti invece. Bella, qui si aggrappa sulle spalle dell'avversario, qui scivola e lui anticipa il difensore. Oh cazzo, oh portiere anticipa. Giù, stai parlando? Vai, bel gol.
Mamma mia, qua di prepotenza di sinistra sul primo pacca contro Napoli. Che sei da più pallone. Su Allan poi tra l'altro. Allan hai fatto buono! Hai fatto bene! Il mastino napoletano. No, sono troppi da parte. Allan un po' più con calma. Confronti di Simeone. No, hai fatto buono. Sciami sei, non sei per me se più pallone. Ma il mastino napoletano contro Allan. Dove lui? E sciare. Via. Nonane. Torna a campare. Eccolo qui, il ciolito di prepotenza. Il ciolito. È un bello attaccante. Sì, chi sta piglia buona porta da fanno un mazzo che tan. Bella. Quindi destro-sinistro, cioè piede destro per Agis che ha fatto anche diversi gol col sinistro. Ho notato che torna anche dietro, diciamo, a difendere, che è una cosa molto importante. Parte abbastanza lontano dalla porta, me le fa vedere per forza. Chist. Me la devi far vedere per forza questa cosa. Questa giocata contro il Napoli. Non lo so. Vedi, di sinistro tiene bene il centro dell'area. È bravo di testa. Parte abbastanza da lontano. Torna anche a difendere. Un bel colpo, giù. Un bel colpo. Oh, ma di testa. Tu fai, di testa. Guarda qui ho il cioli. Bella. Mamma Carmena. Ma che sei il tunnel? 3 patate sotto. Ma guarda che stupizio lo tacchi invece. Sa fare bene questo tacchetto. Bello, bello. Poi casa, diciamo la casa. Ma perché mi devi far vedere questo gol? Non lo so. Ste clip proprio malandrine contro a me. Bello, mamma mia, dove l'ha azzeccato questo? Mamma mia. Mamma mia. Ma dove l'ha azzeccato quel gol? Palo qua pigliato. Ah boh, quindi è perfetto per il Napoli, ha pigliato palo. Perfetto per il Napoli, mi trovo. Bello questo qua, di tacco, di prima intenzione. Bello questo qua, me lo ricordo, al Cagliari, me lo ricordo bene. Di testa ancora un gol. Questo può essere un bel valore aggiunto, magari che ne sa, 5 minuti finale, una partita in merda che non riesce a sbloccare. Si piglia e caga, che con la testa non è che siamo così tanto. Ma aveva perso pure a Koulibaly. Non è che siamo così tanto. Ancora un favore contro un Napoli, ancora che perde la palla Allan. Ma che scim facista contro il Simeone? Ma poi contro la Fiorentina pensa che ti spacci per pallone. Me l'era persa. Scirucazzo. La Simeone si è fatta proprio masta, si è fatta. Qui contro la Lazio. Deviato, però anche qui un bel gol. Allora qui la palla dentro. E comunque in mezzo all'area. Parte un rapace di testa, ma in mezzo all'area vedi che è proprio cosa sua, cioè c'ha proprio una bella confidenza con l'area di rigore avversaria. Qui in mezzo a due non ha fatto niente, che me l'hai messa a fare sta clip? Che sta fatto bello stup e anche un bel gol. Allora qui ancora lui di prepotenza. Il ciolito davanti al portiere lo scarta. Il ciolito di sinistro, gol fondamentale. Il Napoli è in meta alla classifica con i gol del ciolo Simeone. Il ciolito. E non bello attaccare. Poi sa niente, chi stanno segna Simeone. A chi mangia rivolgere? Di Giro Napoli. Mette cocorito, poi sa niente. Cocorito. Ma ballando per spalte che sta. Me ne fotto proprio. Ragazzi, tenim a ballare, tenim sotto la sana, tutto quanto. Siamo solo noi. Qua starà. Mamma mia, meno male che la clip è durata pochissimi secondi. Guarda, io veramente se ci penso ancora a quella. Sta piatta cosa, sta spattro computer che ne sa, scendendo pianeta. Ma perché perdemmo lo scudetto così? Io non faccio capace. Simeone purtroppo è un 50 e 50, c'è una parte con. Niente, la maioria per forza sti gol, ve la girit. Ve l'ho detto, sono dei gol pesanti, 50 e 50, una parte dicevo, però abbiamo fatto una bella operazione di mercato, un bel attaccante, un upgrade importante, un bel passo avanti che ci può servire tanto. A quella parte ci spacci, mister proprio kill cash, la misa rete. Sì. Mi capisco,
Sono pure nella stessa situazione, voglio dire. Bello, bello. Comunque me piace. Mamma lo Carmen, ma potete pure sto tiro a giro. Non so se è quando ci viene o tiene proprio di suo, tiene un bello tiro. Questo qua è Faraoni, qua è la protezza di Faraoni, vabbè, un passaggio suo. Mezzo a 3 qua si è comportato bene. Fisicamente pure sta mise buone, non è altissimo, però fisicamente sta mise buone. È pure c'è una sorta di mastino. Gasa comunque, il Ciolito. E non lo sto dicendo perché da ogni anno a Napoli, ma comunque è un attaccante che ho sempre visto bene. Nel Verona ha fatto veramente bene. Certi cazzi gol. Ma qua lo sto vedendo comunque pure con le altre maglie e vedo che ha sempre rispettato questa mia idea, che comunque è un buon attaccante. Poi comunque attacca bene l'aria, ha belle caratteristiche. Quella di testa non la sottovalutiamo, è molto importante, la caratteristica che sa fare gol di testa. Poi parte da lontano, si destreggia bene l'area di rigore, c'ha una bella confidenza con l'area di rigore avversaria, ti va a recuperare il pallone pure nella metà campo sua, tiene una bella corsa, tiene un bello tiro di destro e fa anche gol col sinistro. Bel rincalzo, che poi ripeto, secondo me non sarà un rincalzo, questo troverà molto spazio nel Napoli. Spero veramente vivamente, mi auguro che possa darci una buona mano. Quindi questo video finisce qui, spero vi sia piaciuto come gli altri. Fatemelo sapere qui sotto con un commento, ma soprattutto lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale. Noi ci becchiamo in un prossimo video, un bacio a you e sempre Forza Napoli.